È finita fuori strada dopo aver travolto due contatori del gas, la Peugeot 208 bianca, a bordo della quale viaggiavano due amici, 19 anni appena. Il bilancio è drammatico. Morto il passeggero, in gravi condizioni il conducente. Una domenica di sangue in via Carpane a Vigonza. Erano le 16:10 quando l'auto, forse a causa della velocità, è sbandata finendo la sua corsa sul ciglio della strada dopo aver divelto una recinzione. Inutili drammatici tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118. Per Sammy El Fartas, residente a Mira, non c'è stato nulla da fare. Un giovane dal cuore grande, elettricista, era stato tra gli angeli dell'Acqua Grande a Venezia solo un anno fa. In gravi condizioni l'amico, che adesso rischia di essere indagato per omicidio stradale, ricoverato in ospedale a Padova. Un intervento molto delicato per i vigili del fuoco sul posto, perché si temeva un danno ai contatori del gas. I tecnici per questo ne hanno interrotto la fornitura in zona. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente, la Polizia Stradale di Padova.